Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Domenica un po' particolare, l'ultima domenica di giugno, la prima domenica d'estate propriamente detta dal punto di vista del calendario, anche se l'estate è arrivata ormai da un pezzo su tutto il Veneto. Poi vedremo assieme però che le temperature stanno rendendo questo giugno tra i più caldi degli ultimi 30 anni, quindi effettivamente l'estate è arrivata. Vedremo poi se luglio, che comincia fra pochi giorni, porterà anche lui delle temperature così alte oppure se possiamo aspettarci magari qualche giorno un po' di riposo da questo punto di vista. Tante notizie, per fortuna nessuna notizia grave nella notte, non abbiamo segnalazioni di situazioni gravi in giro per il Veneto. Vediamo poi fra poco anche i dati dell'emergenza coronavirus che non vanno mai tralasciati, nonostante, lo ricordiamo, da domani finisce l'obbligo di portare la mascherina all'aperto con tutte le precauzioni del caso, poi parliamo anche di questo. Quindi una domenica veramente di passaggio molto importante e piena di notizie da vedere. Cominciamo il nostro telegiornale con una notizia che avevamo già dato nel corso della giornata di ieri e che sta veramente rendendo molto più triste questa giornata di festa e di riposo per tantissime persone, per la famiglia, per chi la conosceva e per noi di Rete Veneta. Parliamo di Beatrice, la giovanissima di Bassano, che è morta improvvisamente, aveva dei problemi ma lottava da tempo, da sempre per i diritti delle persone con disabilità. L'avevamo seguita in tantissime delle sue piccole grandi battaglie contro le barriere architettoniche, per una maggiore uguaglianza fra chi ha qualche difficoltà magari dal punto di vista proprio motorio e chi invece di queste difficoltà non ne ha, e ieri improvvisamente si è spenta. Ecco il servizio. Se n'è andata così, all'improvviso, senza far rumore, scatenando una tempesta di dolore. Beatrice non c'è più, la nostra guerriera, la nostra leonessa, come la chiamavamo noi, se n'è andata. La notizia ci è piombata addosso come un macigno. Lei, che con enorme coraggio, con i suoi meravigliosi 14 anni, aveva combattuto tante battaglie per rendere la sua città una città a misura di tutte e tutti, è stata portata via da una crisi respiratoria in piena notte. L'avevamo incontrata la prima volta, che era ancora alla scuola elementare. Con la sua grinta aveva fatto sì che il comune di Bassano installasse le giostrine inclusive nei parchi gioco pubblici, tanto che era stata di esempio anche per altre amministrazioni comunali come Rossano Veneto, Rosà, Cittadella. Mamma Valentina sempre al suo fianco. Bambina prima, ragazza poi, schietta, diretta, innamorata della vita, dell'amicizia, della verità. Un caratterino forgiato negli anni trascorsi su una sedia a rotelle che le ha permesso di non tirarsi mai indietro di fronte al nulla, di non avere mai paura di nulla, perché ogni lasciata è persa, come quando ha discusso con l'allora ministro alla disabilità Lorenzo Fontana, incontrato proprio nei nostri studi per chiedere una migliore pianificazione della cosa pubblica nella lotta all'abbattimento delle barriere architettoniche. Era riuscita a strappare all'ex ministro la promessa di un impegno concreto in questo senso. Rete Veneta l'aveva sempre supportata e affiancata nelle sue lotte, era diventata la nostra paladina. Queste sono le ultime immagini girate a Beatrice all'uscita dall'esame di terza media dopo la discussione della tesina che aveva incentrato proprio sulla sua patologia e le era valso un bel 9. Era la nostra Beatrice dal cuore grande, talmente grande che i suoi occhi permetteranno a un'altra persona di vedere, grazie alla volontà della mamma di donarli. Il dolore della tua perdita è enorme, è difficile spiegarlo a parole perché non si riesce a farsi una ragione. Adesso che sei lassù, cara Beatrice, corri più che puoi, leggera, libera, spensierata, semplicemente felice. Vogliamo pensarti così. Ciao, Leonessa.
Beatrice e alla sua famiglia va tutto il cordoglio, l'affetto di Rete Veneta, di tutte le persone che hanno avuto modo di confrontarsi con questa bambina dal cuore e dalla visione tanto grande, come avete potuto anche vedere nel servizio della collega Vanessa Banzato, che per tante volte aveva seguito proprio Beatrice nelle sue battaglie. Poi nel corso della nostra informazione nei prossimi giorni più notizie anche sulla parte un po' più personale, familiare di quello che è successo, per capire quando eventualmente ci saranno i funerali, se i parenti avranno piacere di organizzare qualcosa, magari una raccolta fondi. Non sappiamo ancora niente, perché il dolore è talmente grande che tutto si è fermato, ma state certi che ve ne informeremo. Chiudiamo questa parte così dolorosa della nostra informazione e iniziamo il nostro giro, il nostro tour nelle notizie più fresche del Veneto. E vi ricorderete per 2 settimane, a partire dal 13 di giugno e poi domenica scorsa, Rete Veneta ha seguito in diretta la doppia festa, chiamiamola così, del Santo, prima a Padova, poi a Venezia, con l'andata e il ritorno della reliquia dell'Ulna del Santo dalla Basilica della Salute fino alla Basilica di Sant'Antonio a Padova, poi con il ritorno per mare, sull'acqua. Insomma, è stata una doppia giornata davvero molto importante anche dal punto di vista dei contatti televisivi, perché un enorme numero di persone ha seguito la diretta, l'ennesima diretta, lasciatecelo dire, che le nostre emittenti organizzano quando ci sono fatti importanti da seguire. È passata una settimana, dicevamo, dal ritorno, e i carabinieri del nucleo Natanti hanno avuto piacere di raccontarci un po' come l'hanno vissuta. Il viaggio di rientro da Padova a Venezia della reliquia di Sant'Antonio, che domenica scorsa è stata trasmessa interamente in diretta, è stato possibile grazie all'organizzazione e all'efficienza dei carabinieri del nucleo Natanti, che hanno eseguito magistralmente il percorso lungo il Brenta. A poco meno di una settimana abbiamo ripercorso lungo il Canal Grande insieme a loro le emozioni di quel giorno. Il carico emotivo, l'organizzazione, l'entusiasmo che ci ha anche trasmesso la gente che abbiamo incontrato lungo il percorso, per noi è stato sicuramente un qualcosa di nuovo, un'esperienza unica. L'affluenza della popolazione ci ha sorpresi, e soprattutto l'entusiasmo sia di giovani che di anziani. Una giornata emozionante anche per i carabinieri, che hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. A livello logistico è stato molto difficile da organizzare, voi naturalmente siete abituati, fa parte del vostro lavoro, però questa era una situazione un po' particolare, insomma il carico a bordo era di notevole valore. Infatti la logistica, insomma, abbiamo cercato di organizzarla al dettaglio, sia nell'andata da Venezia a Padova e sia al ritorno. Ovviamente, insomma, abbiamo dovuto considerare diversi aspetti, perché, insomma, risalire il fiume, quindi risalire il Naviglio Brenta, arrivare a Padova attraversando 5 chiuse e 8 ponti girevoli, anche nel calcolo dei tempi, insomma, ci ha dovuto comunque far effettuare uno studio a monte, realizzando anche l'apposito supporto per la reliquia a bordo. Una volta fissato lì potevamo comandare l'alzata e la discesa del Santo attraverso un interruttore che avevamo posto sul cruscotto, quindi senza dover entrare materialmente in barca e dovendolo togliere, diciamo, dal supporto in modo manuale. Abbiamo cercato di considerare ogni imprevisto per far sì che gli intoppi fossero ridotti al minimo. E grazie a Dio, insomma, Sant'Antonio in questo caso ci ha aiutati, abbiamo navigato senza nessun tipo di problema. Una retroscena davvero interessante, con le immagini bellissime di questo ritorno in laguna dell'Ulna del Santo. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo davvero fra poco.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Cominciamo il giro fra le nostre redazioni da Padova, perché dal 1° luglio, lo sappiamo, si potranno fare i vaccini in farmacia. La nostra redazione se n'è occupata. Dal 1° luglio partono le vaccinazioni in farmacia. I cittadini residenti o con domicilio sanitario nel territorio dell'USL 6 Ugania potranno sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid nelle farmacie che hanno aderito al protocollo regionale. In totale sono 20 in tutta la provincia, 7 nel comune di Padova. L'elenco è consultabile nel sito dell'USL 6, che verrà costantemente aggiornato qualora ci fossero modifiche o nuove farmacie disponibili. Non si potranno vaccinare in farmacia i soggetti estremamente vulnerabili, chi ha risposto con un sì ad almeno una delle domande dell'anamnesi vaccinale e chi ha meno di 18 anni. Prima di prendere appuntamento in farmacia bisogna verificare inoltre di essere idonei alla vaccinazione e di non aver già prenotato un appuntamento in uno dei centri vaccinali della provincia. In queste ore anche il direttore generale dell'USL 6 Paolo Fortuna invita la popolazione a vaccinarsi. Ci sono ancora 10.000 posti a disposizione. Il serio anti-Covid è un alleato fondamentale per chi vuole andare in vacanza sicuro e per proteggere se stessi e le persone care, ha detto Fortuna. Visto che parliamo di vaccini, andiamo a vedere con la regia di Renzo Rigon gli ultimi dati disponibili. Sono appena arrivati in redazione, sono aggiornati a questa notte, quindi sono davvero le ultime grafiche, le ultime dati proprio che arrivano dalla regione. Allora li vediamo insieme per la prima volta. Anche ieri il Veneto ha inanellato un numero davvero altissimo di dosi somministrate, perché siamo a 47.399. Non abbiamo superato le 50.000 unità di qualche giorno fa, però già 47.000 sono davvero un ottimo risultato. Il totale delle prime dosi delle dosi somministrate nel complessivo è di 4.013.998, suddivise così: da una parte abbiamo 13.961 nuove prime dosi inoculate nella giornata di ieri, per un totale di 2.588.515 prime dosi. I cicli completati sono 33.000 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 1.425.483. Questi sono i dati appena arrivati. La percentuale delle dosi somministrate rispetto alle dosi fornite è del 90,6, ovvero c'è un 10% di materiale ancora disponibile. Questo vuol dire che c'è magazzino, che si può respirare, che ci si può organizzare per la campagna vaccinale. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che ci dice che il 53,4% della popolazione in Veneto ha avuto almeno una dose. Questo è un dato molto molto importante. 28,6% ha avuto la copertura completa. Ci stiamo avvicinando al 30% dei veneti che hanno avuto il ciclo completo, e qui insomma in prospettiva è davvero importante. Vediamo quelle che sono le percentuali per fasce di età. Quella gialla, la vedete, riguarda la prima dose. Naturalmente dai 60 in su siamo 81%, 88, 96,5%, siamo a percentuali altissime. Si scende un po' verso medie un po' più basse fra i 40 e i 60, poi ancora meno fra i 20 e i 40. Naturalmente la fascia 12-19 è ferma al 10%, come la fascia 12-19 è ferma allo 0,8% con il ciclo completo. Ma anche qui vedete che i numeri salgono un po' più lentamente, perché naturalmente la seconda parte di questa campagna è cominciata non da moltissimo, però per vedere che gli over 80 hanno già l'88,3% di copertura totale. Assommati a chi ha disabilità o vulnerabilità, vediamo 77,8% dei disabili hanno almeno una dose, 80% dei vulnerabili hanno almeno una dose, 67% dei disabili sono coperti, 66% dei vulnerabili sono coperti. Questo vuol dire che fra over 80, disabili e vulnerabili la copertura è molto importante e si comincia a respirare. Vediamo le medie di queste ultime settimane. Vedete, la linea gialla rappresenta la settimana che si concluderà oggi, quindi mancano i dati di oggi, e la media è oltre i 40.000, quindi aggiungendo 40.000 a questo numero, se anche oggi verranno fatti
questi livelli di prestazioni della Regione Veneto arriveremo a sfiorare o a superare addirittura il record della settimana scorsa. Comunque vediamo che rimanendo stabilmente sopra le 300.000 inoculazioni a settimana, la faccenda si fa davvero importante e davvero rapida. Usciamo da questa grafica e sempre con la regia di Renzo Rigon andiamo a vedere l'altra grafica. Vi ricordate, abbiamo sempre parlato di una manovra a tenaglia. Se da una parte parliamo di vaccini che corrono, dall'altra parte vediamo i dati dell'emergenza coronavirus aggiornati a questa mattina alle 8. Ci sono in Veneto 4.712 casi attualmente positivi, sono 14 le nuove positività riscontrate nelle scorse 12 ore che sommate a quelle precedenti fanno più 47, quindi 47 contagi nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono 425.313 le persone che sono risultate positive al coronavirus, sono 11.000 purtroppo 612 le persone che hanno perso la vita con il coronavirus, ma abbiamo anche 408.989 guariti e questa è una buona notizia. Scendiamo nella parte dedicata alla sanità perché è fondamentale capire come sta respirando la sanità del Veneto. Vediamo 265 persone ricoverate in area non critica, di cui 59 ancora positive e 206 che si sono negativizzate, rapporto di quasi 4-1, quindi anche qui le cose si mettono bene. Solo, lasciatecelo dire, è solo davvero 27 in terapia intensiva, di cui 16 negativizzati, 11 positivi e anche qui buonissima notizia perché aumenta il numero dei negativizzati, è molto più alto, è più alto comunque di quello delle persone ancora positive e questo vuol dire che si sta andando verso un'area ben precisa che è quella con una sanità del tutto libera dal coronavirus. I bilanci, perché naturalmente non c'è un ingresso, si tratta di un bilancio, è un bilancio positivo di un'unità per quanto riguarda l'area non critica, bilancio sostanzialmente invariato per la terapia intensiva, 0 decessi. Ci pare di ricordare che nella tabella precedente, quella di ieri sera, per dire ci fosse un decesso, quindi è da segnalare un decesso nelle 24 ore in Veneto dovuto al coronavirus e anche qui che fino a quando non arriveremo a zero definitivo non potremo dirci fuori, però il fatto che questi numeri scendano così in basso e rimangano così bassi, insomma, è davvero una notizia interessante. Queste erano le tabelle, le grafiche dell'emergenza coronavirus. Parlavamo prima di una manovra a tenaglia, da una parte i vaccini che corrono a ritmo altissimo, dall'altra crollano i contagi e diminuisce anche la pressione sulla sanità, tanto che sempre più ospedali diventano Covid free. Questo vuol dire che ne stiamo lentamente uscendo. Tutto è soggetto naturalmente a quello che accadrà. Si parla molto delle varianti, la cosiddetta variante Delta, problemi in Inghilterra. Al momento non ci sono problemi grossi in Veneto di questo tipo, quindi ci basiamo sui dati che ci arrivano dalla sanità regionale. Ovviamente tutto questo ci fa capire che sì, va bene, da domani scatta la possibilità di non portare la mascherina all'aperto, però ricordiamo che l'igienizzazione delle mani, l'uso della mascherina in caso di assembramenti, l'uso della mascherina al coperto, al chiuso, nei locali, nei negozi, quando si incontrano altre persone di cui non si conosce bene o male la quotidianità. Tra l'altro sappiamo anche che è sempre bene comunque portarla quando si è con qualcun altro che non sia un congiunto. Insomma, ci sono delle cose che andranno fatte ancora per un bel po' di tempo. Adesso noi facciamo la seconda pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che succede in Veneto. In Veneto succede che l'estate sta scaldando davvero moltissimo. Andiamo a dare un'occhiata assieme al bollettino. Non è un bollettino, è proprio una mappa, una grafica ufficiale dell'ARPAV che vediamo con la regia di
Renzo Rigonna. Alle 11 di oggi, domenica, la situazione è più o meno questa. Vediamo che in molte zone siamo già, tipo la Pedemontana, siamo già attorno ai 28, 29 gradi e mezzo, qualche zona un po' più magari arieggiata può godere di 27, 26 gradi, li vedete in tutta questa fascia qui. E invece nella parte più aperta del Veneto la faccenda inizia a farci un po' bollente. Ad esempio l'Onigo 30 gradi,2 alle 11 di questa mattina. Questo dovrebbe essere Stra, 30 gradi anche a Stra. Vediamo Mogliano Veneto 30 gradi, 30,4 a Castelfranco Veneto. Al momento non c'è nessuno sopra i 30 gradi, ci pare di vedere. Comunque anche Castelnuovo Bariano, l'Erodigiro caldissimo quest'anno con 29-30 gradi già ovunque questa mattina. Al momento siamo attorno ai 30 gradi alle 11. Questo vuol dire che probabilmente oggi si andrà sopra i 30 gradi. Ci conferma questa situazione anche il picco di ieri. Vediamo se riusciamo a recuperarvi. Eccoli qua, valori meteo estremi di ieri. Li vediamo insieme se l'ARPAV ci lascia farveli vedere. Vedete 33,4 gradi il record di ieri a Galzignano nella centralina di Cademia, che è un po' una buca, come si dice in gergo, dove il calore si accumula molto, però i 33,4 gradi sono da strumentazione. Ci sono state 2 gocce ieri, niente di che. Temperatura minima, ovviamente non parliamo di cime dolomitiche, parliamo di area più o meno normale. Una minima notturna di 14,5 gradi a Castelnuovo del Garda, 50 km/h a Bassano. L'area che scende dal Brenta è molto, molto importante da queste parti, però potete vedere che con 33,4 gradi di massima a fine giugno è plausibile davvero che si avveri quello di cui stanno parlando gli addetti al meteo in questi giorni, ovvero che le temperature di questo giugno possano essere annoverate fra i record degli ultimi 30 anni. Il 2019 probabilmente un anno all'inizio di questo secolo, e insomma siamo lì, però potremmo davvero andare incontro a un'estate di quelle da mandare in archivio come davvero caldissime. Vedremo poi come si metterà questa faccenda. Poi però possiamo già farvi vedere, ad esempio, nonostante il caldo di cui abbiamo parlato fino adesso, c'è tanta gente che si muove. Questa è una webcam puntata proprio in questo momento sul centro storico di Asiago. Vediamo che c'è un po' di movimento. Chi ha voglia di godersi un po' di fresco, almeno con la mente, può andare a vedere queste immagini. Chi non è già al lago, al mare, in montagna può guardare queste immagini. Vediamo che la mattinata è di quelle buone per il turismo dell'altopiano. Ce l'hanno confermato anche alcuni sindaci. Abbiamo parlato poco fa con Emanuele Munari, sindaco di Gallio, che ci ha confermato un notevole traffico in salita, in attraversamento, quindi gente che si disperde poi per contrade, boschi, prati, pascoli e malghe. Ricordiamo tantissime malghe ormai tutte aperte, temperature più che gradevoli. Poi vediamo se vediamo anche qualcosa sulla situazione al mare. Torniamo in studio. Come sapete, a noi piace dare sempre un'occhiata a quello che succede al momento in Veneto e raccontarvelo proprio nel momento in cui succede. E abbiamo parlato della Brenta, dipende da come la volete dire voi. Operazione Fiumi di Legambiente Veneto ha riguardato proprio il fiume Brenta. Buone le condizioni generali, ma ci sono criticità. Sta tutto sommato bene il fiume Brenta, antico Medoacus, che scorre nei suoi 173 km di lunghezza dal Trentino fino all'Adriatico. A confermarlo la 4ª tappa dell'operazione Fiumi di Legambiente Veneto, che ha condotto un'attenta analisi delle acque con i tecnici di ARPAV. Il fiume Brenta è risultato complessivamente positivo, è pulito, presenta però particolari criticità sul fronte della depurazione e della funzionalità
funzionalità geomorfologica. Lo stato chimico generalmente del fiume è risultato buono, a differenza della concentrazione di Escherichia coli con valori addirittura doppi rispetto alle normative di legge per la balneazione, questo in 3 punti su 8, tra cui la foce del Brenta a Chioggia. Nessuno degli 8 punti in cui sono stati fatti i campionamenti risulta balneabile, precisano i volontari di Legambiente, che spiegano come a preoccupare sia lo stato di 2 canali padovani, il Brentella e il Piovego. Pochi rifiuti restano le criticità derivanti da un contesto urbanizzato, accompagnate dalle preoccupazioni per il continuo taglio delle alberature lungo gli argini. Allora, questa era la situazione del Brenta con il servizio di Chiara Gaiani, e visto che parliamo di acque e acque padovane, torna la regata di San Giovanni delle Navi della 2 giorni di festa sull'acqua. È sempre un po' particolare pensare Padova come città d'acqua. In realtà Padova è città d'acqua e d'acque. Decisamente è la più forte identità culturale che abbiamo, la fluvialità, e nonostante ce ne siamo, come dire, un po' dimenticati, è effettivamente il nostro senso storico più antico e più profondo, e infatti lo festeggeremo proprio in questi 2 giorni. Un ritorno alle origini è lo spirito che muove i soci dell'associazione di Voga alla Veneta Missi del Piovego, protagonista di una 2 giorni fra la Golena Licorno, la Specola e il Ponte dei Tadi, lungo il tronco maestro del Bacchiglione, che culminerà domenica 27 a partire dalle 18 nella tradizionale processione verso il piccolo oratorio di San Giovanni delle Navi. Faremo una processione acquea verso la chiesa di San Giovanni delle Navi, omonima appunto, sarà possibile visitarla, e poi questo corteo di barche poi tornerà verso qui dove siamo ora, cioè la sede della Licorno, che è l'attuale sede degli Amici del Piovego. E la fase più caratteristica, più scenografica, sarà sicuramente di fronte alla Specola. Noi partiremo con un corteo da qui, ci fermeremo in quell'area e appunto per rievocare questa processione acquea verso la chiesa, e poi rievocheremo sempre noi soci una tradizione che è sia padovana che veneziana, cioè quella dei freschi, un piccolo cena sull'acqua. Una processione preceduta sabato da una regata su Mascarete, tradizionali imbarcazioni venete, un ritorno nelle acque padovane dopo la straordinaria esperienza vissuta da Alessandro Campioni domenica 20 giugno, quando lungo il fiume Brenta ha riaccompagnato alla Basilica della Salute di Venezia, in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, la reliquia dell'Unna di Sant'Antonio. È stato un evento storico incredibile, colmo di significati, soprattutto per chi è appassionato della tradizione padovana storica, e chiaramente la parte poi spirituale e religiosa è stata chiaramente altissima. Facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Fino a poco fa abbiamo parlato di temperature molto alte, poi abbiamo parlato di acqua dal punto di vista della qualità dell'acqua del Brenta e dal punto di vista storico, culturale e anche religioso con gli Amici del Piovego. Adesso vediamo l'acqua che fa danni a Venezia, perché nonostante tutto si registrano dei preoccupanti allagamenti in Basilica di San Marco. Siamo in estate, ma il fenomeno dell'acqua alta continua a invadere periodicamente la Basilica di San Marco, dove anche la scorsa settimana si sono registrati degli allagamenti e sott'acqua è finito ancora in Artece. Insomma, nella zona più bassa della città non si possono dormire sonni tranquilli. L'acqua alta all'interno della Basilica continua a presentarsi con preoccupante puntualità. Anche in questa ultima settimana stati colpiti dalle nuove acque alte che colpiscono la Basilica di San Marco anche nel mese di luglio. Ci colpiranno nel mese di luglio perché siamo stati colpiti anche il mese di giugno. Purtroppo, a fronte di questa nostra continua denuncia delle situazioni drammatiche che la Basilica sta soffrendo, contemporaneamente noi dobbiamo constatare che ci sono delle tematiche
che non trovano una soluzione. In 4 mesi siamo alla stagione delle acque alte di quello che sarà la conclusione di quest'anno. E allora siamo qua a richiedere con forza, con tutto quello che possiamo avere, che venga data la possibilità che partino i lavori per mettere in sicurezza la Basilica. Siamo a ribadire la necessità che siano fatte le operazioni che servono perché il Mose sia nelle condizioni di entrare in funzione per la prossima stagione invernale. Venezia soffre. Tutto quello che ha colpito la nostra salute, a cui però per Venezia si è aggiunto la non avvenuta risoluzione del problema dell'acqua alta. Le grandi assicurazioni che abbiamo ricevuto finalmente si tramutino in fatti concreti. Non abbiamo motivo di criticare nessuno, ma abbiamo la responsabilità di conservare la Basilica San Marco così com'è e così come dovrà essere. Contiamo che questo si realizzi immediatamente. Restiamo a Venezia perché in occasione dei 1600 anni della città è possibile visitare la caserma dei Carabinieri di San Zaccaria. Una divisa da colonnello dei corazzieri originale del 1890 accanto ad una grande uniforme attuale dei Carabinieri accolgono i visitatori al Comando Provinciale di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco, eccezionalmente aperto per un giorno con visite guidate dai volontari del Touring Club in occasione dei 1600 anni di fondazione della città. L'Arma dei Carabinieri presso questo sito è presente dal 1867, quando appunto venne fatta l'unificazione del Veneto al Regno d'Italia. È il comando più antico dell'Arma dei Carabinieri sul territorio veneziano. È sede di comando di gruppo dal 1870 e come comando provinciale dagli anni 2000. Fino alla Prima Guerra Mondiale, accanto ai Carabinieri, questa era sede anche di un reparto del Regio Esercito. Ma prima ancora questo era un monastero rimasto attivo per circa 1000 anni. Anzi, durante la Serenissima qui veniva spesso in visita il doge. Furono proprio le suore di San Zaccaria a donare il terreno su cui fu edificata la Basilica di San Marco. Si narra che ci fosse un importante evento durante l'anno dove il doge veniva in processione presso il convento di San Zaccaria e assisteva alla messa presso la chiesa di San Zaccaria il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Peraltro qui dal convento usciva proprio il corno dogale, il cappello del doge, che era tradizione che la badessa ne facesse dono appunto al doge. Lungo tutto il percorso alcune divise dal 1867 ad oggi della Benemerita, quasi interamente prestate dal nucleo uniformi storiche di Zero Branco, e alcuni documenti storici del passato di monastero e della presenza dell'arma a Venezia, recuperati dai Carabinieri in collaborazione con le istituzioni veneziane. L'ultimo corazziere del re, il corazziere Biasin, che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa, che narrava proprio come in questo chiostro ci fosse stata una contrapposizione tra i carabinieri da un lato e le truppe tedesche dall'altro. Restiamo a Venezia, anzi voliamo a Venezia perché ci sono buone notizie per il turismo, riaprono alcune rotte intercontinentali con l'aeroporto veneziano. Dalla prossima settimana Venezia e il suo aeroporto Marco Polo a Tessera tornano a collegarsi con alcune importanti rotte aeree intercontinentali. I primi a ripartire saranno i collegamenti internazionali con Dubai e New York, momento che in tanti attendevano come un segnale importante a livello mondiale circa l'effettiva ripartenza del turismo in città. Il commento soddisfatto dell'assessore al turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini. Abbiamo visto un turismo prettamente di prossimità, con pochi amici intercontinentali. Ecco, mancano ovviamente gli americani, mancano i giapponesi, manca il Medio Oriente, manca il Canada. Per fortuna nei prossimi giorni, in particolare il 1 luglio e il 3 luglio, torneranno i collegamenti diretti con Dubai e con New York e a seguire con altre importanti città straniere al di là del continente europeo. Questo è veramente significativo perché grazie a questo turismo, che resta più giorni, che in qualche modo vive la città in maniera ancora più profonda, è possibile dare sollievo alla filiera turistica. Cafarsetti, garantisce l'assessore, farà la sua parte.
La ripresa sarà comunque graduale, sarà a piccoli passi, il Comune vuole ovviamente sostenerla con interventi legati agli eventi, come quello della Biennale del Salone Nautico, che tanto bene hanno fatto in quei giorni alla città, e a continuare con quell'idea della città della moda, quindi luglio le grandi sfilate, agosto, poi settembre con la mostra del cinema, la regata storica e gli eventi legati ai 1600 anni di Venezia. Un ragionamento però va fatto anche circa l'importanza delle infrastrutture. Questa crisi ha ovviamente messo in luce l'importanza dell'aeroporto per Venezia e del suo porto. Senza il funzionamento di queste due grandi porte di accesso alla città, ovviamente anche tutto il sistema turistico, ma anche quello economico, soffre moltissimo. Chiudiamo questa pagina veneziana con forse la festa più importante per Venezia, la festa del Redentore, che quest'anno, nonostante tutte le situazioni positive che si stanno creando, si svolgerà comunque con accessi contingentati. È la notizia del giorno. Dopo un anno di stop forzato dalla pandemia, torna la festa tra le più amate dai veneziani, quella del Redentore. Ci saranno pure i tradizionali fuochi d'artificio a illuminare il bacino di San Marco. La partecipazione alla notte famosissima il 17 luglio sarà però a numero contingentato per evitare il crearsi di assembramenti, dunque accessi limitati con percorsi controllati, transenne e distanziamenti per tenere separati i vari settori del pubblico. Riunioni fiume in prefettura in queste ore, da cui trapelano indiscrezioni logistiche. Per assistere dalle rive delle aree prospicienti il bacino bisognerà prenotarsi su un portale. Regole anche per le tavolate sulle rive. Pure chi vorrà assistere ai fuochi in barca dovrà prenotarsi. Le ipotesi di lavoro con la Capitaneria di Porto prevedono il mantenimento della ripartizione di aree per tipologie di imbarcazioni. In particolare il numero di persone partecipanti sarà legato alla grandezza del natante. La priorità nelle prenotazioni verrà data ai residenti, così come era stato studiato nel 2020, e una quota di posti sarà riservata agli esercenti e altre categorie. Ancora nulla è stato deciso, ma quasi sicuramente chi verrà al Redentore dovrà esibire il Green Pass. Allo studio la possibilità di allestire qualcosa a San Giuliano, a Mestre, con l'intrattenimento musicale, per consentire di vedere lo spettacolo pirotecnico anche dalla terraferma. Così come si sta ipotizzando di mettere dei blocchi sul Ponte della Libertà quando gli accessi in auto superassero il tetto massimo previsto. Il sito del Comune annuncia l'apertura del ponte votivo che collega le Zattere con la chiesa del Redentore alla Giudecca sempre sabato 17 luglio alle 19. Domenica 18 dal pomeriggio in programma anche le regate comunali e alla sera dalle 19 nella chiesa palladiana del Redentore la tradizionale messa presieduta dal patriarca Francesco Moraglia. Quindi anche questo un segno di ripartenza. Noi vedete abbiamo l'hashtag ripartiamo, poi naturalmente ampliato, ripartiamo con l'autonomia, ma la ripartenza, il rimettersi in movimento passa anche da queste celebrazioni, da queste feste importantissime per il Veneto. Vedremo poi se davvero servirà il Green Pass, capiremo se questo sarà un problema, se invece tutti si adegueranno. Diciamo che quello del Green Pass è un tema molto delicato, un tasto un po' dolente, vedremo da qui in avanti che cosa succederà e naturalmente noi ve lo racconteremo giorno per giorno. Chiudiamo la pagina veneziana, apriamo quella berica, quella vicentina. Ci sono alcuni problemi a Vicenza da qualche tempo, uno di questi è quello delle persone senza fissa dimora. Ne abbiamo parlato anche con il prefetto, sentite cosa ci ha detto. Una corte dei miracoli a cielo aperto. Dal centro storico a Monteberico le strade, le piazze, i parchi di Vicenza sono la casa di disperati vagabondi tossicodipendenti. Un popolo invisibile che però con la crisi economica e sanitaria è diventato sempre più evidente. Senza tetto, distesi a terra tra cartoni, coperte, sacchetti, d'inverno come d'estate. Qualcuno investe i pochi spiccioli raccolti con le elemosine in alcol. L'attenzione per le parti che attengono ai profili di prevenzione anticrimine da parte delle forze di polizia c'è. Ho avuto assicurazioni anche da parte del Comune, ma li vedo io stessi. La polizia locale svolge tutte quelle funzioni proprie di polizia urbana e quindi di prevenzione e intervento sui fenomeni di accattonaggio che io stesso ho riscontrato. Non di meno dobbiamo tenere presente che è un problema abbastanza risalente e di non facile soluzione. Un problema difficile da risolvere. I
senza tetto in città trovano rifugio lungo le scalette che portano a Monteberico o negli angoli delle strade sotto i monumenti. Non è una bella cartolina per la città del Palladio. I commercianti e i cittadini chiedono soluzioni, ma analizzando la situazione, il fenomeno è molto complesso. Nella più parte dei casi si tratta di soggetti senza fissa dimora che comunque sono presenti sul territorio, ed evidentemente gli strumenti che possono essere messi in campo richiedono tempi lunghi, soprattutto con interventi di assistenza sociale. Su questo tema così delicato ma così sentito anche dalla città abbiamo raccolto un po' le impressioni, le voci, i commenti dei vicentini. Ecco cosa ci hanno detto. È un problema sociale molto, molto grave. È un momento storico particolarmente difficile perché la pandemia sicuramente non ha aiutato a risolvere queste condizioni. A livello locale, strutture, secondo me, soprattutto muovere, come si dice sempre, i politici che ci diano una mano in queste situazioni. È un problema grave per i disgraziati che non sanno dove fermarsi, dove poter essere accolti. Ma come risolverlo? Non saprei dirle, guardi, devono essere le associazioni, deve essere il comune che deve assolverlo. Anche in questo momento c'è tantissima gente che è distrutta e messa male. Auguriamoci che qualcosa si possa fare. Non è giusto comunque che bivaccano nei vari posteggi, nei vari Super Monteberico, nei portici. Quelli che non sono in regola li manderei, ha capito dove? Al suo paese? Ecco, come sarebbe giusto. Bella domanda. Ci sono gli ammortizzatori sociali e suppongo che chi non vada a rivolgersi ai vari Caritas eccetera perché non voglia farlo. Esistono, quindi non si possono nascondere, e quindi secondo me deve essere lo Stato inteso come territorio, ecco, a prendersene carico. Per me innanzitutto dovrebbe essere qua il comune a pensarci, in linea di massima la regione per il Veneto, perché basta solo un po' di buona volontà, di organizzazione, così come basterebbe un po' di buona volontà alla vaccinazione di quelle persone là, che sono pericolose per sé e per gli altri. Penso siamo delle case di accoglienza essenzialmente, perché queste persone, se vuoi tirarle via dalla strada devi dare un posto dove collocarle. Ritengo che è una casa accoglienza. Il punto è che mi dicono che si rifiutano, non sempre, ecco, bisognerebbe un pochettino cercare di agire in modo da fare in modo che possano poter frequentare strutture più protette. Avete sentito dalla varietà di opinioni e commenti che arrivano che questo è un tema davvero molto complicato, molto complesso. La nostra redazione vicentina lo seguirà giorno dopo giorno in questa evoluzione, in questa estate anche molto, molto difficile sotto questo profilo. Siamo quasi in chiusura, ma ci arriva una notizia con foto da parte dei Vigili del Fuoco in Veneto, foto che possiamo vedere grazie alla regia di Renzo Rigon. Poco dopo l'alba, quindi alle 5:20 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Roma destra a Jesolo per un'auto finita contro un albero, gravemente feriti 2 giovani. I pompieri sono arrivati dal locale di staccamento e hanno estratto uno dei 2 ragazzi rimasto incastrato nella Peugeot 206 che vedete devastata dall'urto, mentre l'altro era già assistito dal personale sanitario del SUEM. I 2 feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno gestito il traffico e effettuato i rilievi di rito. Le operazioni di soccorso sono terminate questa mattina. Non abbiamo dati e informazioni per quanto riguarda lo stato di salute di questi 2 giovani coinvolti nell'incidente. Poi se arriveranno durante la giornata ve le daremo nei nostri notiziari. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG, questo Focus TG domenicale, come abbiamo detto in apertura, l'ultima domenica di giugno, la prima domenica d'estate vera e propria. Temperature altissime, quindi i consigli sono come sempre legati al caldo e all'emergenza coronavirus.
coronavirus, attenzione ai colpi di calore, attenzione anche a quello che si fa, dove si va, mascherine, igienizzazione delle mani, tutte le precauzioni del caso, fino a quando queste regole non saranno del tutto destituite. Noi continueremo a ricordarvele e vi ricordiamo anche, per tutto quello che avete sentito, poi ne parliamo nei telegiornali di questa sera, TG Bassano, TG Vicenza, vi invitiamo a seguirli questa sera, vi auguriamo comunque una buona domenica e un buon pomeriggio.